Gilet gialli a Monfalcone. Stamattina sono appena rientrato dalla manifestazione organizzata dal Circolo Miani e appoggiato dalle OSP di Trieste e ve ne faccio un breve riassunto. Tra Circolo Miani, USB e il drappello dei Gilet gialli di Monfalcone saremmo stati una trentina di persone. Come vedrete dai video delle televisioni, rappresenta la RAI, Tele 4, giornalisti, e Scatta, qualche intervista, certamente non a noi che non eravamo i promotori dell'iniziativa, ma vi dico una cosa: se in 30, che eravamo in tutti, pacificamente manifestando sotto la regione, siamo riusciti, il Circolo Miani, diciamo come promotore, è riuscito a fermare i lavori della giunta regionale che sono stati interrotti per essere accolti in una rappresentanza, discutere di quello che riguarda il MIA, che era il motivo di questo assembramento alla regione, a Trieste. Cosa potremmo fare? Cosa potremmo chiedere? Quando invece di 30 siamo in 300, 3.000, 30.000, sempre pacificamente manifestando. Cosa ne sia conseguito all'incontro non lo so tuttora, ma devo girare questo video fin quando la luce naturale proveniente dalla finestra che ho qui a fianco me lo possa permettere. Quindi, per sapere i risultati di questo incontro, vi suggerisco di seguire la pagina o il sito del la pagina Facebook del Circolo Miani o il sito. E intanto io, come promotore dei Gilet gialli a Monfalcone o Gorizia, tanto non c'è nessuno, me la godo perché 30 cittadini hanno manifestato pacificamente ottenendo udienza dalle loro intoccabili. Grazie politiche. Ma vediamo che succede la prossima settimana qui a Monfalcone. Ciao!